Radio Amore presenta Punto d'incontro, un programma di informazione politica, sociale, culturale. Conduce in studio Ubaldo Scarantino. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Oggi per Punto d'incontro abbiamo ospite in diretta il professor architetto Leandro Ianni. Buongiorno professore. Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te per aver accettato. Allora, Leandro Ianni è presidente di Italia Nostra Sicilia. Cos'è Italia Nostra Sicilia? Così inquadriamo subito la situazione. È un'associazione nazionale che si occupa di beni culturali e ambientali sin dal 1955, sotto l'alta presidenza della Repubblica italiana, insomma. Quindi abbiamo il patrocinio del Presidente della Repubblica, è la prima associazione ambientalista italiana, la più antica, poi sono nate Legambiente, il WWF, il FAI, insomma tutte le altre. Quindi è un'associazione che si occupa di beni culturali e ambientali, di territorio, di urbanistica, di beni comuni, insomma, con un'accezione critica ovviamente, ma anche propositiva, perché cerca di dialogare con le istituzioni e con i cittadini. Quindi noi oggi cercheremo di capire come coniugare lo sviluppo sostenibile alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali in Sicilia. Sì, è un tema cruciale soprattutto in Italia. Ma dico a maggior ragione in Sicilia, che è una terra unica, straordinaria e ricchissima di risorse, sia naturali sia storico-artistiche. Ma io direi intanto di definire il concetto di sviluppo sostenibile, che è una forma di sviluppo economico che sia compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e dei beni liberi per le generazioni future. Quindi il concetto di sviluppo sostenibile è un concetto bello, affascinante, perché contiene il concetto di rispetto dell'esistente, di tutela non solo consumo senza limiti, e anche il concetto di futuro, cioè il pensare, il rispettare le future generazioni, quindi un concetto bellissimo, diciamo, laico e insieme cristiano, possiamo dire. Non si coniuga con lo sfruttamento indiscriminato sostanzialmente? No, lo sfruttamento indiscriminato è una concezione antica, arcaica, vecchia. Per esempio lo sblocca Italia di Renzi è una concezione, diciamo, per fare un esempio di provvedimento politico, legislativo, attuale, che però, diciamo, non guarda appunto alla tutela dell'ambiente, guarda poco, quantomeno alla tutela dell'ambiente e alle generazioni future, al rispetto delle generazioni future, perché insomma propone un modello di sviluppo anni 50, anni 60, quando appunto non c'era ancora il concetto di limite, di rispetto dell'ambiente. Quindi tu pensi sostanzialmente che il petrolio oggi non sia più economicamente accettabile? Sì, ormai diciamo persino grossi industriali americani, insomma, hanno rinunciato al petrolio, perché insomma ormai è dimostrato, tra l'altro anche dal punto di vista economico, che gli investimenti nelle energie alternative producono risultati sicuramente migliori, sia dal punto di vista quantitativo ma anche dal punto di vista qualitativo, e la qualità dell'ambiente oggi viene anche diciamo regolata da tassazioni, per cui insomma ci sono anche delle tasse da pagare, più uno inquina più uno paga tasse, quindi insomma c'è da fare un ragionamento intelligente, sano, laico su queste cose e quindi decidere per le energie alternative, diciamo rinnovabili, incrementare, come dico io, incrementare la ricerca di nuove fonti. Insomma. Ecco, questo volevo arrivare. Cos'è che frena a questo punto la ricerca verso nuove, comunque lo sviluppo delle rinnovabili?
Ma Renzi purtroppo Renzi è uno di quelli che frena. Sì, no, diciamo abbiamo avuto governi, persino il governo Berlusconi, mi dispiace fare nomi, però dico persino il governo Berlusconi ha incrementato le rinnovabili, adesso, ma certamente non su spinta che venivano dal mondo ambientalista, insomma dagli ambienti più progressisti dello Stato. Però, ripeto, oggi questo governo ha dato, ma anche il governo regionale, insomma, hanno dato uno stop, insomma, alle rinnovabili, non offrendo più i finanziamenti e le agevolazioni che prima erano invece attive. E quindi i fondi della ricerca sappiamo benissimo che sono limitatissimi, per cui molti ricercatori italiani che potrebbero sicuramente lavorare benissimo in Italia e offrire al Paese nuove fonti di energia, nuove risorse, sono costretti ad andare all'estero. Quindi il contesto è stranamente negativo, dico stranamente perché poi sappiamo benissimo che il mondo politico parla bene e poi insomma razzola nei fatti, razzola male, insomma. Quindi dobbiamo stare molto attenti, e chiudo questa, a distinguere sempre fra il linguaggio parlato e la realtà dei fatti. Insomma. Poi dico, noi in Sicilia abbiamo un sole splendido, meraviglioso, hanno calcolato, io ho chiesto in giro questa stima, finora nessuno me l'ha smentita, che ricoprendo con il fotovoltaico il 15% dei tetti siciliani, la Sicilia soddisferebbe il proprio fabbisogno energetico. Dico... Sì, questo è un dato vero, probabilmente basterebbe anche il meno del 15% perché la resa oggi del fotovoltaico è ancora migliore. Dico, ma allora cos'è l'ENI che ci frena? No, anzi l'ENI, devo dire che l'ENI è un ente che investe in tutti i settori, compreso le energie alternative. Io devo dare un dato assolutamente sconvolgente e sconfortante da questo punto di vista, che la Sicilia è la prima produttrice in Italia di fonti da energia alternativa. Sì. Noi abbiamo un problema però, che questa energia poi viene ridistribuita nella rete attraverso delle autostrade, diciamo, elettroniche, elettriche, che sono inadeguate, cioè praticamente noi produciamo più energia di quella che possiamo poi diffondere sul territorio nazionale attraverso queste reti. Quindi c'è una dispersione di energia, dici? C'è una perdita poi di energia, cioè questa energia poi alla fine, se non viene diffusa, se non viene diramata, si perde. Quindi vi rendete conto? Cioè noi ci dispiace, diciamo, per lo spreco di eventuali fonti fossili o non sfruttamento di fonti fossili, quando poi abbiamo energie alternative eccezionali in quantità notevole che si disperdono perché la rete è inadeguata. Quindi questo ci fa capire come l'Italia e la Sicilia abbiano bisogno di un piano energetico nazionale funzionale e razionale, cioè insomma io dico sempre, in questo paese manca totalmente la pianificazione. Sì, questo lo dico anche io, si vive alla giornata. Si vive alla giornata, sì. I politici vivono di slogan, spesso vivono di soluzioni momentanee, effimere, di favori, purtroppo dobbiamo dire, di favori che fanno agli amici oppure alle grosse compagnie, alle multinazionali, insomma, perché poi ci sono ovviamente interessi che arrivano anche in Parlamento. Di questi giorni il caso Tempa Rossa, sappiamo quello che è successo. Sì, io non voglio esagerare, però diciamo che è uno spaccato emblematico di quello che è poi il modo di agire dei nostri politici. Sicuramente il politico non pianifica a lungo termine, ma solamente cerca di arraffare quanto più possibile per quel piccolo periodo che anche rimane in consenso, carica. Diciamo, arraffare consenso anche. Certo. E soprattutto consenso. Io diciamo non parto mai per me sono tutti onesti i politici fino a prova contraria. La realtà smentisce però. La realtà ci smentisce, ma io personalmente rimango sempre molto sconcertato quando ci sono casi di corruzione, di interessi privati, insomma. Però questa è la storia del nostro paese, purtroppo. Insomma. E invece, secondo l'esperienza della vostra associazione, a questo punto quali sono i passi da fare per arrivare a un piano energetico? I passi sono quelli del piano energetico. Cioè è stato fatto, per esempio ci sono regioni come la Toscana
che hanno un loro piano energetico. Ricordo il caso tragicomico della Sicilia, in cui è stato fatto un tentativo di piano energetico con un classico copia e incolla preso appunto dalla Toscana e da altre regioni, e quindi da noi comparivano dei dati statistici, dei dati geografici del tutto sballati, appunto riferiti a quelle regioni, e quindi noi ambientalisti abbiamo scoperto questo tentativo di truffa poi ai danni della regione, insomma, e quindi il piano è stato ritirato. Niente, lo Stato deve fare un lavoro, i dati ci sono, i dati esistono. Sì. I dati esistono, sono anche pubblicati sul sito dei ministeri competenti, però vanno organizzati e strutturati, insomma, ma questo è un paese che rifiuta appunto la pianificazione, perché in questo modo, diciamo, laddove c'è poca chiarezza si possono commettere crimini, oppure si può entrare in contraddizione con quello che si è detto senza particolari problemi. Cosa che non succede in Germania, per esempio, in paesi come la Germania, la Francia, dove c'è il senso dello Stato, delle istituzioni, le istituzioni hanno rispetto dei cittadini e della verità, diciamo. Quindi è un problema culturale. È un problema culturale e politico, sì. Il nostro paese, la nostra terra, la Sicilia, ne hanno viste di cotte e di crude. È chiaro che ci sono territori, contesti, ripeto, la Toscana, l'Emilia, dove c'è una maggiore consapevolezza, perché c'è stata la resistenza, ci sono stati, diciamo, processi culturali e politici particolari, insomma, in cui i cittadini hanno maturato appunto determinate, una consapevolezza politica. Da noi purtroppo ancora si ragiona in termini di servilismo, i diritti vengono scambiati per favori. Quindi io lo dico sempre da anni, i politici da noi, i politici, gli amministratori dovrebbero lavorare anche a questo senso di consapevolezza che i cittadini non hanno, quindi informandoli, formandoli, discutendo, cioè cercando, ecco, la democrazia si costruisce in questo modo. Allora, tornando sempre al nostro tema dei beni culturali e sviluppo sostenibile, abbiamo un po' allargato il discorso sullo sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda i beni culturali, quindi parliamo di cultura, leggo spesso che all'estero con €1 investito in cultura fanno 10 euro. Dico, da noi invece no, ci rimettiamo, perché abbiamo i famosi stipendifici. No, vabbè, non ci rimettiamo, però sì, in effetti lo Stato spende moltissimo per i cosiddetti stipendifici. Cioè che sono fatti dai funzionari delle sovrintendenze, dai direttori di musei e così via di seguito. Anche qui manca la pianificazione, no? Sì, allora, diciamo che l'Italia è il paese che al mondo ha insegnato come gestire i beni culturali e ambientali, cioè dal punto di vista della tutela, del restauro, e non della loro valorizzazione probabilmente, e quindi della loro messa in produzione, come se fossero un bene appunto che produce. Ecco, da questo punto di vista abbiamo da imparare, siamo indietro, perché è prevalso un modello puntato tutto sulla tutela. I sovrintendenti spesso sono inadeguati da questo punto di vista, non hanno avuto una formazione adeguata, e le sovrintendenze ormai sono al collasso, perché lo Stato non ha più fornito fondi per incentivare il personale, insomma, o sostituire il personale che andava in pensione. Quindi c'è una situazione strana. Da un lato siamo maestri, lo siamo sicuramente a livello culturale, insomma, cito Cesare Brandi per esempio, personaggi che hanno fatto la storia della cultura, sui beni culturali nel mondo, insomma, studiosi come Argan, insomma, e così via di seguito. Dall'altro siamo indietro perché appunto non abbiamo le competenze di tipo manageriale. Diciamo, il governo Franceschini sta provvedendo in tal senso con la nomina di direttori di musei di livello internazionale, aprendo dei bandi di concorso appunto internazionali, e infatti abbiamo un tedesco che è diventato direttore del Museo degli Uffizi, e altri che, insomma, dall'estero sono venuti in Italia per
amministrare questi musei in maniera più proficua. Perché c'è il malcostume spesso di nominare persone completamente all'oscuro di sì, cultura. Vabbè, diciamo, noi abbiamo Perché nella nostra bella realtà, diciamo Caltanissetta per esempio, abbiamo casi di questo genere. Non succede ovviamente, questo non succede, o succede molto meno in realtà più grandi, più importanti. Sì, qua abbiamo il vizio di nominare l'amico, la persona fidata, o meglio, la persona incompetente, in modo che possa fare quello che poi altri poteri desiderano. Insomma, viene messa là proprio per essere gestita e manipolata. Questo è veramente avvilente. Tornando alla nostra amata Sicilia, invece, quindi sviluppo sostenibile, l'abbiamo detto, sole, energie alternative, turismo, agricoltura, pesca, mare. Possiamo vivere di questo? No. Sarei uno sciocco a dire che noi possiamo vivere solo di questo, ma è chiaro che dobbiamo dimenticare, come dire, rimuovere e sanare dalla nostra terra il modello di industrializzazione pesante che abbiamo visto a partire dagli anni 60 in poi, che ha distrutto brani di territorio come Gela, Siracusa, Augusta e così via di seguito. Insomma, questo modello non può più esistere, perché oggi esiste un'industrializzazione verde, e a cui nessuno sa di che cosa si tratta. Anche su questo io mi meraviglio sempre che i nostri politici, i nostri amministratori non organizzino sui territori dei convegni, dei dibattiti, dei seminari di studio su questi temi fondamentali. Per esempio a Gela mi aspetterei che il sindaco organizzasse un seminario nazionale, internazionale sul nuovo modello di sviluppo, ma non succede nulla. Così come anche a Caltanissetta puntare sul turismo rurale, sulla bioagricoltura, sui prodotti appunto derivati dalla nostra agricoltura, che sono straordinari. Insomma, l'agroalimentare, il nostro agroalimentare è uno dei migliori nel mondo sicuramente, quindi su questi temi ancora abbiamo iniziato a ragionare. Ci sono, diciamo, delle avanguardie culturali che molto sensibili, però tutto questo non diventa sistema, non diventa progetto politico, e questo ci dispiace moltissimo, perché stiamo perdendo anni preziosi e giovani che vanno via perché non trovano lavoro. No, sono d'accordo, perché vedo spesso, seguo, e allora mi accorgo che molto spesso poi i catalizzatori dei famosi fondi europei, dei contributi europei, non sono altro che un modo per distribuire agli amici quegli spiccioli che arrivano, non si fa programmazione seria, serve solo per arraffare. Purtroppo mi spiace dirlo, ma è questa la situazione. Sì, non riusciamo a fare il salto di qualità. Sì. Per due motivi: uno di tipo morale, possiamo dire, perché non riusciamo a crescere dal punto di vista morale, ad accettare le regole uguali per tutti, la qualità, l'efficienza, cioè questi sono concetti ormai sanciti da norme ben chiare, insomma, dello Stato, però da noi non vengono applicati. Prevale l'antropologia, prevale il nichilismo, il familismo morale, insomma, altri stavo dicendo valori, sono disvalori questi, insomma, che prevalgono. E prevale soprattutto l'ignoranza, diciamolo, perché l'ignoranza, insomma, questo modo di fare, questo metodo è del tutto inadeguato, o parzialmente o del tutto inadeguato, che ci sta portando al disastro, insomma. Allora, abbiamo gli ultimi 20 secondi scarsi, ti invito a concludere, quindi se vuoi aggiungere in conclusione qualcosa che ti sta più a cuore. Ma io sono uno di quei siciliani che da giovane, a 20 anni, ha deciso di rimanere in Sicilia. Sì. Devo dire che l'ho fatto con dolore e consapevolezza, ma anche con molta speranza. Oggi ne ho 57 di anni e, come dire, ho una sorta di nostalgia del futuro, perché sia per me ma per tanti altri avrei immaginato, sperato progetti diversi, sicuramente molto più belli, importanti, e quindi l'auspicio è quello che, insomma, le prossime generazioni, insomma, riescano in questo progetto, in questo sogno che noi avevamo e che non siamo riusciti a realizzare. Insomma, sono parole così, come dire,
rendo conto, insomma, che possono anche essere scoraggianti, però io credo sempre chi si batte poi, chi critica, chi si batte per il proprio territorio, per il proprio conserva sempre dentro di sé sempre una forte speranza che le cose cambino. Infatti non bisogna mai arrendersi, No, io comunque mai. ti vedo sempre combattivo e ti auguro che tu lo sia ancora a lungo. Dipende anche dalla salute. Va bene. Con questo abbiamo concluso, io ringrazio il professor architetto Leandro Ianni, ricordiamo presidente di Italia Nostra Sicilia. Per quanto riguarda Punto d'Incontro, l'appuntamento è rinnovato a sabato prossimo. Grazie, alla prossima, arrivederci. Radio Amore ha presentato Punto d'incontro, un programma di informazione politica, sociale, culturale. Ha condotto in studio Ubaldo Scarantino.